omaggio alla terra, risotto ai friarielli e tartufo. 21 anni di Campania, ma bensì 15 goduti in Irpinia. Quindi il verde me lo son portato dietro. Eccolo qua, crema di friarielli, rafano, tartufo estivo e aringa affumicata. Padella, riso, andiamo a tostare, vai. Tostatura leggera, non abbiamo bisogno di altro. Bagneremo con un po' di vino bianco per dare già al chicco un'idea di bianco. L'acidità rende il risotto bianco. E come ce ne accorgiamo quando è pronto? Beh, normalmente quando comincia a fare un rumore un po' diverso, quando comincia a suonare un po' come una maracas. Bagniamo con vino bianco, facciamo evaporare, visto che è un risotto fatto senza brodo ma con acqua, bisogno di un po' di sale per dare le spalle, perché quando cucinate la pasta voi la cucinate in acqua salata, non potete cucinare un risotto senza sale. Ovviamente andiamo a mantecare con parmigiano e aringa affumicata, quindi bisogna dare un equilibrio. Ok, è arrivato il momento di bagnare di nuovo con l'acqua stavolta e andiamo a coprire. Io metto quasi tutta l'acqua all'inizio, perché ce lo dobbiamo dimenticare, quel riso non va girato come un pazzo dall'inizio alla fine, tanto si mantecherà da solo, vedrete. Nel mentre dobbiamo fare altre cose, non è che possiamo stare là sempre a girare il riso. Prepariamo il nostro crudo, prendiamo le foglie più tenere di friariello, mentre invece le più toste sono già diventate una crema. Olio, aglio, peperoncino, scoppettiati come vuole la tradizione. Togliamo le punte appena appena, queste sono ottime per fare il crudo. Non è per piaggeria, ma il friariello e la scarola napoletana sono quelli che mi hanno fatto innamorare di questa terra, più che il pomodoro. Una chiffonade sottilissima e la mettiamo qui, in questa placchetta. Andiamo a mettere solo un pizzico di sale e il nostro rafano, bello piccante, così di suo, appena grattugiato. Così, sembra parmigiano, è vero? Prepariamoci anche il tartufo, sottile, lo mettiamo sopra il piatto appena pronto. Friarielli non li scottiamo immediatamente in padella perché si appassirebbero troppo, giusto una scottata in acqua salata e poi una leggera condita con un pizzico di olio. Friarielli sì, ma in questo periodo, aprile, va l'aprilatico, quindi un bacione a Paternopoli, assaggiatelo perché è eccezionale, a metà tra un friariello e una cima di rapa pugliese. Il riso si è mantecato da solo, o meglio, c'ha la sua quantità di amido, si è tirata la sua acqua, non mi rimane altro, passato dei 14 minuti, di metterlo qua di fianco. Appena si abbassa un po' la temperatura, cominciamo a mettere il parmigiano, il burro d'aringa, il burro acido. Non sto facendo troppa fatica. Adesso, a riposo, andiamo a impiattare. Partiamo dal piatto. Questa è la nostra crema di broccoli e ci mette 1, 2 e 3. Questa mi piace di più. Mettiamo l'aringa, unge da spinta. Mettiamo il nostro broccolo con il rafano e prendiamo il nostro tartufo. Così. Questo è un tartufo leggero perché sa proprio di quello, di fungo, di terra. Noi siamo pronti. Il riso pure, impiattiamo. Questo è quantità in degustazione, quindi non mi dite poco, ne mangerei una tonnellata. Questo è solo per un assaggio per me. Immaginate che noi facciamo 7 piatti e questo è uno dei 7. Buon appetito e fate i bravi!